Non è un momento facile per il Partito Democratico, realtà politica oggi di governo. Non lo è all'indomani dei risultati delle regionali in un'Umbria tradizionalmente rossa. Non lo è per il fallito sodalizio locale con i 5 Stelle. E non lo è in vista dell'appuntamento con le urne della prossima primavera per il rinnovo dell'amministrazione regionale, al cospetto di un Luca Zaia da considerarsi, per usare una metafora calcistica, una Juventus della politica territoriale. Il parere del segretario Dem del Veneto al microfono di Antonella Prigioni. Io dico che in Veneto, che è terra ancora più difficile di quanto potesse essere l'Umbria, dobbiamo ripartire dai temi, dobbiamo pensare di proiettarci in un Veneto diverso che non riusciamo a far immaginare ai nostri concittadini. I 3 o 4 temi su cui tutti concordano c'è molto da lavorare: l'ambiente, il sociosanitario, le infrastrutture. Intorno a quello incontreremo tutti quelli che non ritengono di essere dalla parte dei sovranisti, senza discrimini. Però è chiaro che l'esperienza umbra ci insegna che le fusioni a freddo non sempre vanno bene, anzi quasi mai. Difficile trovare un candidato anti-Zaia. Nel vero la novità è che abbiamo fatto una nuova segreteria unitaria, tutti assieme, per concordemente traghettare questo obiettivo di fra 9 mesi. Va individuata una personalità uomo o donna che sappia proiettarci in quella visione che noi riusciamo a dare a un Veneto che è tanto stantio, che lascia andare via i giovani per girare il mondo, non li trattiene qui, ma che apparentemente sembra ancora un luogo in cui si vive bene, anche se l'acqua che mettiamo sopra il tavolo magari è inquinata da FAS, o se ci sia ancora molto da fare per appunto le infrastrutture. I prossimi mesi sono significativi per trovare tutti assieme, con le altre forze, le liste civiche in particolare, quello che ci tiene assieme, e poi metterci di buzzo buono a mettere in campo la migliore ipotesi. Non abbiamo paura, non dobbiamo aver paura di fronteggiare un'idea che apparentemente sembra invincibile. Io penso che sia il momento di non rimanere fermi negli equilibrismi, ma di lanciarsi, di buttare il cuore oltre l'ostacolo. Tutti assieme cercheremo di trovare il modo di buttare il cuore oltre l'ostacolo, perché io penso che il Veneto meriti di più di galleggiare sopra le onde mediatiche. Qua, soprattutto anche negli ultimi 10 anni, c'era una maggioranza tale che avrebbe dovuto stravolgere in bene il Veneto. Ad esempio pensare che serve un biglietto unico per i trasporti urbani ed extraurbani, che ci sono delle infrastrutture da completare, che non c'è solo un timbretto da mettere per l'UNESCO, ma l'ambiente è da salvaguardare in tutto il Veneto con le sue caratteristiche, con le sue bellezze. E in fatto di alleanze a chi guarda il Partito Democratico del Veneto? Da costruire un accordo con le tante liste civiche di centrosinistra che costellano il Veneto, poi con il resto chi ci sta sulla base dei programmi e sulla base di un'indicazione che io penso che noi dobbiamo avere un po' la guida, ma non nell'indicare il candidato presidente, ma nel mettere assieme le tante forze.